Buona giornata e bentrovati, l'appuntamento è quello consueto con lo spazio dedicato al mondo dello sport attraverso la vostra web tv www.venetoglobe.com che realizza e confeziona le interviste e i servizi naturalmente del nostro TG. Un TG che ogni sera 19:40 circa va in onda su Caffè TV 24, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia. Andiamo ad iniziare, non potevamo che iniziare dal nuoto, il nuoto mondiale. Dopo l'oro di Simona Quadarella che ha vinto i 1500 stile libero, si arricchisce dello splendido oro della divina Federica Pellegrini e poi dell'oro sugli 800 metri di Paltrinieri. Tour de France, più che mai nel vivo, caldo africano, 43 gradi toccati sulle strade, corse qualcosina anche in più, tanta fatica, tante acque, tante borracce consumate dai corridori che da oggi vedranno ancora la strada salire. Ultime tappe infatti prima dell'arrivo agli Champs-Élysées di Parigi. Ieri intanto vittoria dell'italiano Trentin. Iniziato anche il Giro del Friuli, sono 5 le tappe nella gara di ieri, nel circuito cittadino di ieri, Mestre. C'è stata la vittoria del tedesco Bauhaus, del team di Nibali, guidato tra l'altro dal trevigiano d'adozione Pellizzotti. Domenica l'arrivo in gran pompa magna a Trieste. A proposito di ciclismo, ieri a Porto Buffolè inaugurazione del nuovo Museo del Ciclismo. Sentiamo il consigliere nazionale della Federazione Ciclistica Italiana, Battistella. Ma è stata una bella idea, direi, no? È stata un'idea dell'amministrazione comunale, noi poi abbiamo collaborato e aderito, anche se non è stato facile, perché come ho spiegato i ragazzi vedono il letto tardi e dormono fin quasi a mezzogiorno, dopodiché devono pranzare e venire in pista. Comunque credo sia giusto sottolineare un'iniziativa di questo tipo. Mi fa piacere poi vedere tanta gente, tanti amministratori, e questo è un motivo di soddisfazione per un dirigente sportivo, perché significa che ci sono vicini. Noi non abbiamo palestre o piscine, la nostra palestra è la strada. Senza il consenso e l'aiuto degli amministratori non andiamo da nessuna parte, e delle forze dell'ordine, questo lo dobbiamo riconoscere, per cui mi fa piacere che ci sia questa forte coesione, perché ne abbiamo bisogno, ma è anche una testimonianza di quanto radicato sia questo sport in questa fascia di terra, non solo in Italia, ma in modo particolare qui fra il Veneto e il Friuli eccetera c'è una grossa adesione, per cui credo sia giusto anche collocare una testimonianza che il tempo sportivo ci ha lasciato, e credo che questo museo, che ho visto così di sfuggita, molto ben curato, molto ben raccolto, rappresenti la nostra storia, per cui anche per i nostri giovani è motivo di incontro e di capire da dove proveniamo, perché questo è sicuramente importante. Conoscere la storia aiuta anche a guardare avanti. Continueremo ad occuparcene del Museo del Ciclismo di Porto Buffolè, con numerose interviste che abbiamo realizzato nella giornata di ieri. Battistella tra l'altro parlava della collaborazione con la 3 Sere, che poi sono le 4 Sere di Pordenone su pista, e ieri sera proprio Marta Cavalli è diventata la nuova campionessa europea nel Derni, quindi una specialità appunto su pista. Complimenti a Marta Cavalli. Nazionale di basket, da ieri in ritiro a Pinzolo, dove gli azzurri rimarranno fino al 29 luglio. L'esordio poi per il campionato il 31 agosto contro le Filippine. Basket mercato, tra l'altro, nel vivo in queste ore. Nazionale italiana di volley maschile affidata a Blengini, che ha giocato a Civitanova Marche ieri sera contro la Slovenia. Vittoria per 3-1. Vittoria anche della nazionale maggiore femminile di Davide Mazzanti, che ad Alassio ha battuto al tie-break la Turchia dell'italiano Guidetti, e questa sera si replica al Palasport Ravizza alle 20:30, tra l'altro con telecronaca Rai. Sempre per la pallavolo ho presentato il calendario della Superlega maschile, che al via avrà anche Padova e Verona tra le venete, e prima giornata il 20 ottobre con Padova in trasferta a Modena e Verona in casa contro Sora. Eccolo qua, sì, abbiamo l'immagine del Toro, perché questa sera il Torino alle 21 va in campo per la Europe League contro il Debrecen. Si giocherà ad Alessandria e
ci si augura che sia il tutto esaurito per sospingere gli uomini del presidente Cairo e del tecnico Mazzarri. Ieri intanto nel derby d'Italia giocato a Nanchino, vittoria ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, vittoria ai rigori della Juventus con 3 rigori parati da Buffon. Dopo l'amichevole con il Bayern, il Milan si ritrova purtroppo con il primo infortunato di stagione, è Hernandez. Gli altri risultati: Roma batte Gubbio 3-0, c'è stato il pareggio 3-3 tra Napoli e Cremonese a Di Maro, Sassuolo batte Real Vicenza 5-0, a Udine Al-Hilal a Treviso, anzi Al-Hilal, la squadra di Giovinco, batte l'Udinese per 3-2, Cagliari batte Chievo 2-1, Lazio Entella 5-0 ancora ad Auronzo, con la Lazio che chiude il ritiro di Auronzo domani. Sampdoria batte Pro Patria 4-0. Anche il Pordenone, per quanto riguarda la Serie B, è pronto a far rientro a Pordenone, ritiro ad Arta Terme in questi giorni fino al 27, poi il rientro a Pordenone nel pomeriggio del 27, amichevole a Chions contro i locali. Vi ricordo che noi seguiremo con molta intensità il girone nostro trevigiano e non del campionato di eccellenza, con le telecronache, i servizi e le interviste. Per quanto riguarda i ritiri, anche in questo caso si sono già avuti i primi ritiri. Il primo di tutti è stata la Liventina, che al Samassa si è ritrovato prima di partire. In questi giorni sono in ritiro appunto in montagna gli uomini di Vecchiato, ed è proprio il tecnico Vecchiato che andiamo a sentire. Vecchiato, inizia nuova stagione, nuova panchina e quindi tante belle cose, insomma tante nuove cose. Sì, il primo giorno porta sempre entusiasmo, emozione, no? Curiosità anche per capire una realtà nuova, giocatori nuovi, categoria nuova, e dunque sei qui per lavorare, per conoscerci, dunque tutti i primi giorni sono comunque entusiasmanti. Mister, tanti giovani, contento il presidente che ha detto finalmente vedo che il vivaio, insomma, ma non c'erano dubbi, assegnati anche ad un allenatore che sa allenare con i giovani. Sì, adesso anch'io ho bisogno di conoscerli, perché fino adesso abbiamo solo parlato, adesso dobbiamo lavorare, capire, conoscerci, le caratteristiche. Come sempre ci saranno delle sorprese, mi auguro, in positivo. Adesso è prematuro parlare di nulla perché dobbiamo stare insieme. Senti, salite in montagna dopo i test che farete qui tra oggi e domani, salite in montagna, avete iniziato presto. È arrivata l'occasione di fare una settimana di ritiro e sinceramente per una realtà nuova per me e anche per i giocatori, più stiamo insieme meglio è per conoscerci. Far gruppo è importante perché poi diventa fondamentale. È importante fare gruppo fuori e anche, soprattutto dentro il campo, per capire quello che vogliamo, per conoscerci, dunque tutto quello che riusciamo a fare in anticipo per noi è oro. Come ti collochi in questo campionato che qualcuno ha già assegnato a qualche squadrone così? Ma non mi colloco ancora perché credetemi, per me c'è tanta curiosità di capire che squadra ho. Dunque è chiaro, io le altre le ho guardato un po', qualche giocatore scende dalla Serie D e dunque abbiamo bisogno di tempo per capire. Mister, buon lavoro. Grazie a tutti, ciao. Buon lavoro a Roberto Vecchiato, quindi il nuovo tecnico della Liventina, che è in ritiro, mentre Montebelluna già al lavoro sui propri campi di Montebelluna agli ordini di Bodo, oppure Esposito con il suo Giorgione a lavoro sui campi di Bella Venezia di Castelfranco. Questa sera tocca al Vittorio Veneto che riattacca, comincia la stagione 2019-2020. In bocca al lupo anche al Vittorio Veneto. Il Lia Piave si ritroverà confermato il 5 agosto al Giol, sempre a San Polo di Piave. Basket adesso, perché dopo il primo acquisto della TVB De Longhi, Jordan Parks, c'è stato pure il secondo colpo dei trevigiani ed è Isaac Fotu, ala grande neozelandese, un Maori. Tra l'altro, tra tutte le amichevoli che vi ho segnalato l'altro giorno, quella del 4 settembre più che altro a Pieve di Soligo contro i campioni d'Italia della Reyer, è spuntata proprio una grande amichevole, quella contro il Fenerbahce, squadra turca,
turca molto importante. Il direttore sportivo Gracchi si è riuscito ad avere appunto il Fenerbahce in amichevole, e sarà un'occasione anche per salutare Obradovic, uno dei tecnici dell'ex Benetton. Insomma, sarà un gran ritorno alla pallacanestro che conta con grandi squadre. Passiamo alla Serie A2 femminile, che vede il Ponzano naturalmente adesso a completare il proprio roster dopo gli ok di Zecchin, di Giada Colombo e di Brotto. È arrivato il primo acquisto, che è Emma Caffau, ed è arrivato anche il calendario che vede il campionato della Serie A2 femminile al via il 28 settembre prossimo. Ponzano inizierà in casa contro Bolzano. Anche in Serie B maschile la Ruker Samve esordirà in casa al Palasystem contro Vigevano il 28 settembre. Non è stata una prima giornata tranquilla, perché il Vigevano, a detta di tutti, è una delle squadre che potrebbe puntare alla promozione. Andiamo a parlare di rugby e di Benetton, perché sono state ufficializzate le 2 amichevoli di settembre tra Benetton e Zebre, ovvero venerdì 13 settembre alle 20:15 a Parma e a Treviso il venerdì successivo. Oggi però vogliamo parlare anche di giovani e quindi del Camp Benetton, che è partito la scorsa settimana. Eccoli. Sì, abbiamo voluto organizzare il camp, lo facciamo normalmente nelle ultime 3 edizioni, sempre qui a luglio. Quest'anno è caduto in contemporanea con l'Inghilterra, quindi sarà un momento importante dove i ragazzi che partecipano al camp potranno conoscere allenatori e giocatori della Benetton e vedere anche come in realtà si allena una delle squadre più forti al mondo, insomma. È un camp che porta i ragazzini, insomma, a assaggiare proprio con mano cosa vuol dire fare rugby. Ma cerchiamo di essere, loro fanno già rugby in tutte le loro società, cerchiamo di fare una settimana di full immersion con tutte quante le attività che possono essere correlate, con l'aiuto anche degli allenatori della prima squadra. Allora abbiamo 50 ragazzi che fanno il full camp, quindi dormono e mangiano qui con noi, e altri 70 che fanno il daily, quindi abbiamo 120 ragazzi che fanno questo camp qui in Ghirada dal 21 al 27 di luglio. Provincia, Treviso, ma anche da fuori. Sì, abbiamo ragazzi anche da Parma, da Terni, da Ostia, da un po' di tutte le parti, insomma, quindi siamo molto contenti. È qui il futuro, insomma. Lo speriamo che qualche ragazzo di questi un domani arrivi a giocare in prima squadra, in nazionale, e perché no anche con Benetton Rugby. Questo Giovanni Grespan, responsabile del settore giovanile appunto del Benetton, ha detto bene, perché hanno la possibilità questi ragazzi del camp di vedere i giocatori del Benetton, e non è poco, e hanno la possibilità di vedere i giocatori della nazionale inglese che si stanno allenando in questi giorni. Lo faranno per tutta la settimana, poi con un'altra settimana nel mese di agosto, prima di iniziare a prepararsi ulteriormente con amichevoli contro l'Italia tra l'altro, e poi con i campionati del mondo, in cui dicono, almeno così si dice, l'Inghilterra potrebbe dire la propria. È tutto per il momento, noi ci fermiamo qui, vi diamo l'appuntamento a domani.